Ho sentito la prefettura questa mattina che ha smentito assolutamente questo dato di 3.500 migranti, ecco, per cui insomma non è cambiato nulla in questi giorni sulle prospettive. Bagnoli resta solo un'ipotesi. Il sindaco di Bagnoli smentisce la notizia allarmante diffusa dal sindacato di polizia COISP, che nelle scorse ore aveva dichiarato che all'interno dell'ex base NATO destinata nei piani della prefettura a diventare nuovo hub provinciale per l'accoglienza dei profughi si potrebbe arrivare a ben 3.500 migranti, numeri che non stanno in piedi, dice il sindaco, che invita a non creare ulteriore panico tra la cittadinanza. Questa è solo una lanciata di numeri e basta, solo per creare ulteriore tensione e allarmismo. Dico solo che l'allarmismo e la tensione è già alle stelle, non c'è bisogno di nessun'altra speculazione su questo da nessuna parte. Intanto il comitato Bagnoli dice no continua il presidio notturno iniziato una settimana fa davanti all'ex area militare di San Siro. Il primo cittadino chiede che vengano prese in considerazione anche altre strutture, non solo quella di Bagnoli, che è isolata e inoltre vicino all'hub di Conetta nel Veneziano, ma per lui l'accoglienza diffusa resta l'unica strada possibile. Il 31 agosto inoltre il sindaco parteciperà all'incontro in provincia e nel frattempo chiede di essere costantemente informato. Per quanto riguarda quello che ne so io, il prefetto parlava di 70-100 persone, quindi questo è il numero che io ho ricevuto come informazione e comunque sempre nell'ipotesi che ci arrivi il centro hub qui a Bagnoli. È una ipotesi, questa settimana è cruciale perché l'unica strategia e soluzione nell'immediato è la distribuzione diffusa.